Oggi è venerdì 2 agosto 2019. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 2 agosto 1952. La legge numero 1221 dispone provvedimenti per l'esercizio e il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. Si tratta di un provvedimento che affronta un tema connesso con la ricostruzione post-bellica e intende uscire dal regime di provvisorietà dell'organizzazione del trasporto. Dopo la guerra, la rete ferroviaria italiana risulta distrutta per il 60% e intere linee risultano inagibili. Il parco vetture è distrutto per oltre il 70%. Gran parte dell'opera di ricostruzione è sostenuta grazie ai finanziamenti del piano Marshall, dal nome del segretario di Stato George Marshall, con cui il governo degli Stati Uniti stanzia quasi 17 miliardi di dollari, dei quali 1,204 milioni per l'Italia, per la ricostruzione dell'Europa. Negli anni 50 si avvia anche la costruzione di carrozze unificate europee, che determinano i primi esperimenti di interoperatività tra le diverse linee ferroviarie nazionali, con i cosiddetti treni Trans-Europe Express, che rimangono in servizio fino al 1995. La legge 1221 individua ferrovie e tranvie come mezzi per il trasporto di massa, anche se i vecchi impianti non sono in grado di offrire comodità e velocità necessarie, che si ritengono invece maggiormente garantite dalle autolinee, che per loro natura e per il rapido logoramento dei veicoli si presentano quasi sempre completamente aggiornate. La rete ferroviaria inizia quindi una progressiva diminuzione della sua estensione, per la chiusura di tronchi secondari gestiti da aziende private in concessione. Al contrario, si sviluppa la rete stradale, con un impatto negativo sull'ambiente per le emissioni inquinanti e il consumo di energia. Secondo dati di Legambiente del 2018, in Europa negli ultimi 20 anni la rete autostradale è aumentata dell'8%, il doppio di quella ferroviaria. In Italia un terzo del bilancio energetico nazionale è imputabile ai trasporti, di cui il 90% dei consumi è attribuibile al trasporto stradale e poco meno del 2% a quello ferroviario. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni, inviandogli questo minuto di racconto, può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.